Siamo a Messina, nella piazza del Duomo. Nel 1282 in questa piazza si svolse un rito e un'accoglienza importante perché si combatteva in quei giorni l'assedio di Messina da parte dell'esercito angioino. In questa piazza veniva accolto il cardinale inviato dal Papa dentro il Duomo di Messina in grande completo di senatori e cittadinanza per un accordo sulla battaglia che doveva segnare, sulla guerra che doveva segnare l'Europa per i prossimi secoli. Questa torre ricorda quei giorni. E infatti dopo la rivoluzione di Palermo del 30 marzo del 1282 ecco che la cacciata dei francesi produce immediatamente la reazione del re angioino Carlo, che organizza subito un esercito e torna in Sicilia scendendo tutta la penisola e raccogliendo soldati guelfi da tutte le città guelfe d'Italia. Con l'appoggio del Papa scende in Sicilia per vendicare questo affronto che il popolo siciliano aveva inflitto al suo esercito. Carlo d'Angiò e il Papa schierarono 80.000 uomini a Reggio Calabria, fra Catona, Gallico e Villa San Giovanni. Questo esercito non riuscì a passare le mura, le fortificazioni di Messina dopo ben 5 mesi di assedio, da maggio a settembre. Alla fine di maggio arrivò una flotta di 200 navi da trasporto e da guerra ad assediare la città. Il popolo siciliano, tutto concentrato a Messina, inviò i suoi uomini da tutte le città dell'isola. E il Senato decise a Palermo, nella chiesa della Martorana, di inviare tutti gli aiuti possibili alla città per difenderla dall'assalto nemico. Il re Carlo mandò 60.000 soldati, 15.000 cavalieri e 200 navi da guerra e da trasporto, tutte scagliate contro la città di Messina, che si difese eroicamente per 5 mesi con l'aiuto di tutti i siciliani. Qui ci sono rappresentate le due eroiche donne che rappresentano tutte le donne che difesero e diedero il cambio sulle mura della città durante questo assedio epico. Nel 1282 questa rivoluzione segnò la storia dell'Europa, in quanto i re erano incoronati dal Papa e quindi questa rivoluzione di un popolo cristiano contro il Papa aveva sconvolto le teste coronate d'Europa, che vedevano come questa rivoluzione era inconcepibile per il loro modo di pensare. Un popolo cristiano contro il Papa. Questa grande vittoria del popolo siciliano è rappresentata dal leone, che rappresenta proprio il popolo siciliano che ha vinto sui Guelfi e sugli Angioini. Il gallo che vedete fra le due donne, le eroine del Vespo, è proprio il galletto francese, rappresenta il gallo ancora oggi rappresenta lo stemma della Francia. Anche nella scuola di calcio il galletto è rappresentato come simbolo della Francia. E sotto ci sono delle altre rappresentazioni, la Madonna della Lettera, che è la patrona della città, e poi qui nell'edicola dove c'è questa chiesa che scompare rappresenta la chiesa del Vespro, e cioè il colle su cui si combatté una importantissima battaglia che diede la vittoria definitiva ai siciliani. Era il luogo in cui volevano entrare in città, volevano assaltare la città dalle spalle, entrando alle spalle
del sistema difensivo poderoso della città. Ecco questa chiesa che si trova sulla collina di Fontannaro. Quella chiesa, sotto quella chiesa c'è il colle su cui si combatte la famosa battaglia del 6 agosto ed è rappresentata dentro questa edicola centrale. Sotto abbiamo poi l'ora, il quarto dell'ora e i giorni della settimana. Quell'incontro con il cardinale finì male per il cardinale, perché appena il cardinale inviato dal Papa chiese ai messinesi e ai siciliani di arrendersi, fu immediatamente rimandato nel campo di Carlo d'Angiò, che si trovava in Calabria, e i siciliani continuarono a resistere fino alla vittoria completa del 25 di settembre, quando Carlo scappò a piedi praticamente, si imbarcò per Reggio e non fece più ritorno in Sicilia, non tornò mai più nell'isola, non riuscì mai più a rimettere piede in chiesa, né il Papa Martino IV di Brie e neanche Pietro, che poi morirono. Tutti e tre questi personaggi morirono contemporaneamente 3 anni dopo.